I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Mediterraneo. Il Teatro Mediterraneo fa parte del glorioso complesso della Mostra d'Oltremare. Fu inaugurato il 9 maggio del 1940. La platea è immensa, con un'elegante cavea. Gestito direttamente dall'ente Mostra, funziona in occasione di brevi stagioni e spettacoli. Frequenti sono le rappresentazioni di prosa. A queste si affiancano i numerosi spettacoli di rivista e audizioni di Piedigrotta. Sin dalla prima edizione, e per numerose volte, accolse il Festival della canzone napoletana negli anni 1952 e ininterrottamente dal 1954 al 1963. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate